Buonasera e bentornati a Dai Reporter Sera. Questa sera parleremo di crisi, ma parleremo di crisi in un modo un po' particolare. È una crisi che coinvolge molti paesi, il paese Italia lo conosciamo, sia le persone fisiche sia le aziende. Si arriva a fatica a fine mese, le aziende chiudono spesso, se possono, vanno all'estero. Ma è una crisi di sistema dove si parla di una nuova economia e si deve rinnovare un nuovo modo di fare economia. Ed ecco che entra in campo quelli che sono i doveri e gli obblighi del Paese Italia, del governo e del Parlamento, riforme importanti, spesso strutturali, in un contesto di una crisi che perdura da anni. Allora qual è il ruolo del governo? Qual è l'assunzione di responsabilità che decisamente dopo molti anni il governo Renzi ha preso in mano, a differenza di altri governi? Ma si trova in un momento di crisi e di emergenza e questa emergenza la viviamo tutti i giorni. Allora quanto questa emergenza deve pilotare queste modifiche anche strutturali e costituzionali? Questa sera vedremo due importanti modifiche, uno alla nostra scuola, quindi l'aspetto formativo dei nostri ragazzi, una riforma importante che fa molto discutere, e poi la riforma del voto, come andremo a votare, l'Italicum e come si raggiungono questi cambiamenti. Spesso si passa attraverso dei decreti, quindi sistemi che si usano in emergenza, ma è tale l'emergenza da giustificarli? Lo vedremo questa sera e ne parliamo con i nostri ospiti. Con noi Laura Di Lucia Coletti, l'Altro Veneto, buonasera e benvenuta, peraltro anche insegnante, non solo candidata, per cui ci darà una sua visione di insieme di quella che è la buona scuola o eventualmente la LIP, che è la proposta alternativa che parte dal basso, diciamo dalla gente, dagli insegnanti e da chi lavora nel settore. Michele Favero, Indipendenza Veneta, buonasera e benvenuto anche a lei. Grazie anche a lei. Roger De Menec, Partito Democratico, buonasera. Buonasera Sa che lei questa sera chiederemo molto perché in fin dei conti rappresenta un po' il governo Renzi che questa assunzione di responsabilità la sta facendo a piene mani. Quindi le chiederemo anche in questo senso che prospettive e che dialogo poi ci sarà da parte di questo governo nei confronti proprio delle realtà che lavorano ogni giorno e vivono, nel caso della buona scuola, il territorio. E con noi tra il pubblico abbiamo anche molti insegnanti, come sapete con noi sempre è presente il pubblico, protagonista il microfonato, rappresentanze sindacali, insegnanti ma anche studenti, e parleremo di buona scuola. Con noi il professor Ermanno Casen, buonasera, il mio direttore responsabile, grazie sempre dell'opportunità di poter dialogare a 360 gradi su temi importanti come questo. Con noi abbiamo Carlo Salmaso, Comitato Nazionale Sostegno LIP. Buonasera. Le chiedo in 10 secondi che cos'è la LIP, per chi a casa ci sta guardando. È una legge di iniziativa popolare, è stata confezionata a cavallo fra il 2005 e il 2006, è stata sottoscritta da 100.000 cittadini, è nata dal basso, l'hanno costruita genitori, insegnanti e studenti. È stata ripresentata in Parlamento a cavallo fra luglio e settembre dello scorso anno, è presente sia alla Camera che al Senato come disegno di legge, è stata abbinata in questo momento alla discussione del disegno di legge La Buona Scuola di Renzi. Grazie. Con noi anche questa sera Giorgio Burlini, Movimento 5 Stelle, buonasera. Anche a lei chiederemo queste riforme molto contestate anche nel modus proprio dal Movimento 5 Stelle, chiederemo un'opinione di chi vuole stare all'opposizione in maniera ferma e molto scollegata anche dal resto dell'opposizione. Buonasera anche a Domenico Menorello, Lista Tosi per il Veneto. Buonasera. Buonasera anche a lei. Roberto Ciambetti, Lega Nord, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere intervenuto. Con noi Chiara Frare, avvocato costituzionalista. Buonasera avvocato, io comincerei con lei perché vorremmo parlare di Italicum questa sera e di Italicum vorremmo capire qual è la proposta di questo nuovo modo di votare, come andremo nel 2016 al voto e quali problematiche andranno a scaturire. Cominciamo da lei, ma subito dopo aver visto chi pochi mesi fa si è insediato come nuovo Presidente della Repubblica, il nostro Presidente Mattarella, che di riforme ha parlato e anche modus operandi nell'effettuare queste riforme, il ruolo del Parlamento, il nostro Presidente della Repubblica. La democrazia non è una conquista definitiva, ma va inverata continuamente, individuando le formule più adeguate al mutamento dei tempi. È significativo che il mio giuramento sia avvenuto mentre sta per compiersi
il percorso di un'ampia e incisiva riforma della seconda parte della Costituzione. Senza entrare nel merito delle singole soluzioni che competono al Parlamento nella sua sovranità, desidero esprimere l'auspicio che questo percorso sia portato a compimento con l'obiettivo di rendere più adeguata la nostra democrazia. Riformare cioè la Costituzione per rafforzare il processo democratico. Vi è anche la necessità di superare la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica parlamentare. Al governo il potere esecutivo, al Parlamento il potere legislativo. Questo a garanzia proprio i nostri padri costituenti, così pensarono alla nostra Costituzione. Oggi vediamo una riforma elettorale dove si è chiesto la fiducia a Roger Domenech, una riforma che il Paese chiede perché viene richiesta fluidità nelle riforme vere e proprie. Alla base deve esserci una maggioranza solida, ma questo giustifica la richiesta di una fiducia al Parlamento? Beh, con la fiducia si esprime l'indice di gradimento che il Parlamento ha nei confronti del governo che guida il Paese. Credo che sia uno strumento perfettamente aderente a una logica parlamentare, anzi è lo strumento principe per il Parlamento per poter esprimere in maniera chiara il gradimento o meno dell'operato del governo, in questo caso rispetto alla legge elettorale. Ma io credo che in questo momento la vera emergenza del nostro Paese sia mettere in campo le riforme e non annunciarle. Cioè il valore straordinario che ha questo nuovo passaggio sulla legge elettorale è quello che finalmente non si è parlato solamente delle riforme e non si è parlato solamente della nuova legge elettorale, ma si è fatta. Dopo 8 anni che definivamo una porcata la vecchia legge elettorale, finalmente abbiamo una legge che sicuramente tutti riconoscono, no? Toglie quel vulnus e toglie anche quel giudizio molto forte che la Corte aveva espresso nei confronti della vecchia legge elettorale. E secondo noi rispetta appieno anche il dettato di quella sentenza e di quell'orizzonte che aveva dettato proprio la Corte, e riporta insomma a un sistema che ha ha i giusti contrappesi fra un'esigenza che è indiscutibile, che tutti i cittadini ci chiedono, che è quella di governare il Paese, e un'altrettanta esigenza che era quella di avere dei pesi equilibrati, quindi di non avere un premio di maggioranza spropositato, tanto è vero che abbiamo messo il doppio turno con il 40% di soglia. Io credo che quando io giro per i mercati tutti apprezzano molto, no, quello che era il nostro faro, cioè la legge dei sindaci. Questa si avvicina molto a quel sistema lì, diciamoci la verità. E sentiamo le parole di Matteo Renzi sul perché l'esigenza di una legge elettorale che consenta di governare oggi. Arriva. Regia, scusate, abbiamo sbagliato il contributo, se lo recupera la regia. Nel frattempo io chiederei al nostro avvocato costituzionalista, l'avvocato Chiara Frare, di spiegarci in che cosa consiste a questo punto l'Italicum, che cosa cambia e soprattutto la Corte, quali cambiamenti chiedeva noi potessimo apportare. Prego. Sintetizzando, la nuova legge elettorale può essere riassunta in 5 punti fondamentali. L'introduzione di una soglia di sbarramento fissa e del 3% per tutte le liste su base nazionale, comprensiva anche di voti del Trentino e della Valle d'Aosta. Quindi sostanzialmente spariscono le coalizioni, non saranno più ammesse. Un'altra particolarità è l'introduzione di un quorum minimo per ottenere il premio di maggioranza e di previsione di un secondo turno, il cosiddetto ballottaggio.
In buona sostanza i 340 seggi alla Camera verranno consegnati alla lista che al primo turno dovesse raggiungere il 40% della maggioranza di voti validi e espressi su base nazionale. Quindi in soldoni si va a votare, sono N partiti, sappiamo in Italia sono molteplici. Uno di questi partiti ottiene il 40%, questo partito diciamo su l'intera base dei votanti, questo partito porta a casa il 55% perché ha il premio di maggioranza. Sì, Questo è la prima fase. In maniera automatica. Il problema che nel secondo turno, ovvero nel ballottaggio, di fatto La fermo subito, ballottaggio che avviene quando? Quando nessun partito porta a casa il 40%, dei voti? Esatto. Perfetto. In questo caso verrà assegnato al ballottaggio le due liste che hanno ricevuto il maggior numero dei voti e quindi con percentuali che non terranno conto del quorum minimo assegnato al primo turno. Quindi sempre per far capire a casa con chiarezza, la seconda volta andrò a votare e vedrò solo due partiti, non coalizioni, due partiti che sono quelli che hanno ricevuto più voti durante il primo voto. A questo punto dovrò scegliere quindi quello che mi aggrada di più. Potrà esserci quello che avevo votato in origine, potrà non esserci più e quindi troverò a votare quello più vicino alle mie esigenze. Questa è la seconda fase? Esattamente. Perfetto. A questo punto? A questo punto i seggi, quindi la lista che avrà ottenuto la maggioranza nel ballottaggio otterrà automaticamente il premio di maggioranza e quindi 340 seggi. E qui non vorrei aprire subito la prima criticità. Di fatto un partito che dovesse vincere con un 20% si troverebbe alla Camera ad avere 340 seggi, quindi con una sproporzione tra il peso effettivamente del partito e l'attribuzione dei seggi, ma questa è una criticità che effettivamente sta passando oltre. La nuova legge elettorale prevede anche l'introduzione delle preferenze, cosa che invece non c'era nella precedente legge Calderoli. Certo. Preferenze che saranno di un massimo di 2 e tuttavia il capolista rimane con una lista bloccata, quindi capolista bloccato e un massimo di 2 preferenze. Capolista che peraltro potrà essere eletto anche in altri collegi con un massimo di 10. Per quanto riguarda le ulteriori novità, viene suddiviso il territorio nazionale non più in 27 circoscrizioni ma in 100 e quindi sostanzialmente la dimensione della circoscrizione viene ridotta in una media di circa 600.000 abitanti. Anche le liste vengono ridotte, si parla di mini liste con candidati che vanno in media dai 3 ai 9 candidati per lista. In base alla popolazione ovviamente che rappresentano. Certo. Quindi in questo senso noi andremo a votare, il capolista prenderà comunque il voto, la facoltà stanno già a scegliere un uomo ed eventualmente una donna perché c'è la scelta di genere. Esatto. Quindi ho 2 preferenze da manifestare, ma cosa succede? A questo punto le chiedo, per i partiti minori c'è una reale preferenza oppure allora, entra il primo, il capolista e quindi la scelta effettivamente questa è un'ulteriore ridimensionata? criticità che è stata, ulteriori critiche che sono state mosse da giuristi e costituzionalisti, ovvero il problema dell'azzeramento sostanziale delle preferenze nel caso di piccoli partiti che ben raggiungendo comunque la soglia del 3%, di fatto andrebbero a occupare un solo seggio che chiaramente viene dato in automatico al capolista che è bloccato. Quindi sostanzialmente l'elettore viene privato del diritto a scegliere il corpo legislativo perché la scelta avviene in automatico, una scelta che proviene sostanzialmente dal partito e in questa la criticità che un po' contrasta con il vaglio costituzionale all'epoca della Corte Costituzionale proprio sulla legge Calderoli e proprio sulla assenza di rappresentatività. In quel caso non erano previste preferenze, in questo caso c'è effettivamente questo problema nelle liste minori. Potrebbe quindi ravvedersi un'anticostituzionalità?
Allora, attualmente questa è la legge vigente, finché non ci sarà una pronuncia della Corte Costituzionale questa è la legge. Chiaramente ci sono degli aspetti non di poco conto, come appunto la questione del capolista bloccato, che richiama molto come posso dire, il veto posto dal partito nelle preferenze, e anche la sproporzione, come dicevo prima, per il premio di maggioranza, con una maggioranza che di fatto è risicata nel ballottaggio, nel senso che in un'eventuale riforma, diciamo, di questa legge, la Corte dovrebbe sostanzialmente intervenire con diverse potature, tra cui introdurre, si dice, un quorum minimo anche nel ballottaggio e eliminare diciamo, il capolista bloccato. Grazie infinite, le chiederemo altri dettagli sempre tecnici da costituzionalista e legale quale lei è. In questo senso torniamo, la regia ci dice che il servizio è pronto, sentiamo le parole di Matteo Renzi, c'è un brusio nell'audio ma perdonatecelo, crediamo siano parole importanti. Per anni in Italia si sono cambiati i governi ma non si sono cambiate le cose. Si sono cambiati i governi con un ritmo e una velocità straordinaria, 63 governi nei 70 anni di vita repubblicana, e però contemporaneamente non si sono in particolar modo negli ultimi anni realizzate quelle riforme che sono ormai un evergreen del dibattito politico, per il quale basta accendere un talk show il martedì, il giovedì, scegliete voi il giorno, e i temi della discussione sono esattamente gli stessi negli ultimi anni, forse negli ultimi lustri. Avvocato Domenico Menorello, servono riforme, serve stabilità e una maggioranza solida. L'Italicum è lo strumento? Tanto servono riforme economiche. La legge elettorale non è una priorità per questo Paese. Secondo, dobbiamo guardare le cose in faccia. Nel senso che avremmo potuto utilizzare l'attuale legge elettorale? Nel senso che il governo Renzi sta premendo sull'acceleratore e forzando, e ha forzato la mano e forzerà ancora la mano su delle riforme che non sono economiche. Mentre oggi il Paese è in una drammatica crisi economica, quindi ha una priorità che non serve al Paese. Vediamo come le ha raggiunte. Noi abbiamo un Parlamento che la Corte Costituzionale ha detto essere stato eletto in modo incostituzionale, perché è stato eletto in base a una serie di liste bloccate, il Porcellum, che sono state definite incostituzionali. Questi signori, nominati dai partiti parlamentari, illegittimamente al Parlamento, hanno stabilito di fare una legge peggiore, che in Veneto si dice che è il peso dello sbrego, no? Quindi, e così è andata. Perché, lo ha detto la collega costituzionalista, abbiamo una legge che sotto il profilo della democraticità è un pericolo. Io spero che ci sia presto un'iniziativa referendaria per toglierla di mezzo. È un pericolo perché, guardate, basta confrontarla con una legge del 1923 e si scoprirà che quella legge del 1923, fatta dal primo governo Mussolini, è più democratica di questa. Perché, lo ha detto la collega, c'è il bluff delle preferenze. In realtà tutti i partiti, tranne quello che prende il premio di maggioranza, eleggeranno nominati, peraltro in 10 collegi diversi, quindi si astrae completamente dal territorio. È vero che i collegi sono più piccoli, ma io ti metto dappertutto gli stessi, da qualche parte esce. Quindi non mi interessa che sia eletto a Padova, che sia eletto a Vercelli o a Vibo Valencia, da qualche parte esce. Tutti nominati, tranne chi? Tranne il partito che prende il premio di maggioranza. E qui non è vero assolutamente, Demenec, che è come la legge del sindaco. Il ballottaggio nella legge del sindaco prevede che chi si allea al ballottaggio divide il premio di maggioranza. Questa idea terribile di aver voluto dare il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione fa sì, come è stato già detto, che un partito ipoteticamente con il 15%
arrivano al secondo turno, si spezzetta il quadro politico che è già spezzettato, arrivano due partiti al ballottaggio, uno con il 15%, uno con il 12%, e poi nessuno può allearsi, nessuno, quindi quel partito del 15%, quello del 12%, prenderà un premio del 55%. Immaginiamo poi, e chiudo, quale effetto sul piano dell'astensione questo provocherà, perché chi andrà a votare al ballottaggio? Perché io che ho votato un partito che non va al ballottaggio e che non può allearsi, non sarò mai rappresentato, mai, e quindi me ne starò a casa. Quindi qui c'è anche un disegno di scoraggiare la partecipazione al voto, che è il pericolo più grave che abbiamo di fronte. In Emilia-Romagna ha votato il 46% alle scorse regionali. Noi abbiamo le elezioni in Veneto, noi dobbiamo scongiurare questo pericolo. Se si vuole tenere lontano il popolo dalla partecipazione al voto, significa che non si vuole più la democrazia. Oggi c'è questo pericolo, quindi le riforme sì, benissimo, ma se sono pessime, attenzione, non è che qualsiasi pietanza sia necessariamente un bene, se è avvelenata è un male. Certo, Laura Lucia Coletti, si vota tra poco in Veneto, l'affluenza deve essere importante, ma è corretto quello che dice l'avvocato Norello, sembra si stia scoraggiando la gente che vada a votare? Beh, come spiegava anche la dottoressa prima, ci sono delle criticità, a mio giudizio, a nostro giudizio, davvero gravi. Perché non si dà peso, non si dà un peso veramente come si dovrebbe all'astensionismo. Quando c'è un astensionismo così elevato, la democrazia non è sana, non funziona, vuol dire che non funziona bene. Questa legge ha una criticità che è emersa nella descrizione così dettagliata e così chiara, perché nella situazione del ballottaggio finisce che il voto dei cittadini non ha lo stesso peso. Di fatto, come spiegava anche molto bene la dottoressa Carla Sarre poco tempo fa e moltissimi altri costituzionalisti, finisce che il mio voto, io ho votato un partito che non va al ballottaggio oppure che arriva secondo al ballottaggio, vale 1. Chi vota per il partito che passa al ballottaggio vale 3. C'è un principio, diciamo, di rappresentanza, no? Certo. Quindi diritto di rappresentanza che viene messo in pericolo. Questo sistema tale per cui nel secondo turno noi abbiamo uno squilibrio così potente, così forte, che basta appunto una forza del 20% per avere la maggioranza dei seggi, è uno squilibrio che preoccupa, in virtù di una idea di governabilità, perché questo è il principio che porta a inserire un premio di maggioranza così spropositato, di una quindi esigenza di governabilità che però entra in conflitto piuttosto violento con il diritto di rappresentanza e quindi con la democrazia del Paese. In questo senso noi abbiamo estrapolato un minuto dell'intervista appunto di Lorenza Carlassare, costituzionalista, dall'intervista della settimana scorsa fatta al servizio pubblico. Se la regia ce la fa vedere poi la commentiamo insieme in studio. Bisogna fare presto, non ci si può arenare di fronte, ma adesso non le ho in mente tutte, ma sono molto interessanti, gli impacci, le opposizioni, i dubbi, le incertezze, tutti i bastoni fra le ruote, sono il discorso che ha fatto. Ripeto, non vorrei dirlo perché non voglio fare analogie proprio fuori luogo. È il discorso di Mussolini quando ha voluto far approvare la legge, la cosiddetta legge Acerbo. Acerbo era il nome del proponente, nel 1923. Reporter Sera. Che è migliore?